L'approfondimento di questa sera è in compagnia del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che ringrazio per Buonasera, ben trovato. insieme a noi. E buon anno a tutti, possiamo ancora dirlo, anche se è passato qualche giorno. No, ma è sempre il caso è sparito l'albero però. Tra l'altro, sì. Quindi qua siete proprio ligi, bravi. No, appena dopo il 6, l'Epifania, tutte le feste porta tutte via. le feste porta via. Vabbè. È un anno, Ferdinando, che da un punto di vista internazionale è cominciato una tragedia, con quella enorme tragedia a Crans-Montana, che interroga poi su tutta una serie di cose. E devo dire la verità che ho notato con molta soddisfazione che non appena qualcuno, c'era un titolo molto brutto del Corriere della Sera, aveva incominciato a, come dire, sì, ma forse anche i ragazzi avrebbero dovuto fare attenzione, eccetera, eccetera, c'è stata un'esplosione di commenti a dire sono ragazzi, bisogna tutelarli. A quell'età non bisogna dar loro. Ma non solo, allora qualcuno era euforico, qualcuno era ubriaco, qualcuno non si è reso conto che stava bruciando, c'era il video ragazzo che cerca di spegnere le fiamme e potevano fare, siamo tutti bravi, no? Sono tutti allenatori a bordo campo, poi bisogna vedere come ci si comporta nel momento in cui ti raccontano che in pochissimi istanti lì già non si respirava più, era impossibile sopravvivere praticamente a quella gabbia per conigli che si è rivelato quel maledetto posto e spero che paghino. Sai quando ti dicono bisogna cavargli la pelle penalmente? Capito. Penalmente, ecco, visto che quei ragazzi sono finiti come sono finiti, bisogna cavare la pelle veramente a coloro che hanno la colpa, perché in quelle ore lo sa bene chi soffre, chi ha figli, sentire, sapere di una cosa di questo genere, come puoi sopravvivere a una tragedia di questo tipo? Oggi abbiamo visto i funerali, ancora dolore, come fai a sopravvivere a una tragedia di questo tipo e pensando che poteva essere evitata se solo persino nella folle Italietta, no, che è vista da quelli che hanno la puzza sotto il naso, abbiamo visto quanto sono bravi anche nel rispetto delle regole o nel far rispettare certe regole, abbiamo scoperto che siamo tutti fallibili, compresa la Svizzera, ecco. E quindi sapere che poteva essere evitata una tragedia di questo tipo ti fa un male. Pensare che oltre 40 ragazzi, 113 feriti, una tragedia in pochissimi istanti, vedo la polemica adesso legata a queste bottiglie che usano in tutti i locali di tutto il mondo, in 2, 3, uno sopra l'altro, che arrivano a toccare il soffitto, quindi non diciamo scemenze anche su queste bottiglie con queste scintille, evidentemente forse hanno una struttura diversa, ecco, controllata magari dai nostri vigili del fuoco, quindi con una serietà, ecco, che probabilmente possiamo insegnare al resto del mondo. È vero anche che poi è burocrazia, no? Che fa arrabbiare i tanti che gestiscono locali, amministrano. Bene, vediamo che evidentemente abbiamo delle capacità, siamo tutti fallibili, l'ho detto anche prima, un'attenzione ben diversa. Non penso che sarebbe stato tollerabile un locale di quel tipo nel nostro paese, che becca non so quanti controlli di continuo. Perché è anche vero che poi gli errori possono succedere. Ecco, però è anche vero che insomma dovremmo incominciare a pensare davvero che il nostro paese ha parecchio da insegnare ad altri. Credo che nel nostro paese sarebbero in galera come sarebbero in galera come minimo. Non credo che sarebbero in giro a far minacciare anche i giornalisti che cercano di avere risposte. Poi ci chiediamo perché siamo alla fine delle classifiche. Sai quante volte, a proposito, ne parleremo con il direttore Bacialli, l'abbiamo già detto più volte, domani è la presentazione del libro, che è anche un libro sul giornalismo, il libro sulla sua trasmissione Focus, no? Delle nostre emittenti. Ma noi si ironizza spesso sul ruolo dei giornalisti, l'Italia che ha le ultime nelle classifiche del mondo, tra il Ghana, non so dov'è che siamo per la libertà di stampa. Guardate che è dovuto anche a questo, alle minacce che subiscono i giornalisti che sono costretti a vivere sotto scorta. Dipende anche da questo la classifica della qualità, della libertà del giornalismo nel nostro paese. Adesso chiudo a parentesi, però sono stati minacciati anche colleghi e amici, Gigi Sironi di Mediaset, altri mi pare, durante appunto tentativi di avere risposte da questi signori della bella vita notturna della Svizzera e non solo, che insomma,
Poi la giustizia farà il suo corso, quindi dobbiamo aspettare ovviamente quello che accadrà. Però Senti, più o meno, insomma non contemporaneamente, ma qualche ora dopo, c'è stato questo blitz di Trump in Venezuela, che è andato, se l'è preso, se l'è portato a casa. In 47 secondi. È impressionante, io ho visto, ed è normale vedere tutte le tante polemiche, il diritto internazionale, perché noi possiamo fare quello, tutti abbiamo pensato immediatamente adesso vedrai cosa farà con Taiwan, visto che lo minaccia da tempo, no? Xi Jinping, ma in realtà lì non bisogna vederla nella stessa maniera, perché per Xi Jinping è addirittura una questione di politica interna Taiwan, dal suo punto di vista, quindi può non essere messa sullo stesso piano, all'atto pratico il rischio è il medesimo. Stiamo parlando di un dittatore, il primo pensiero che abbiamo fatto è da tempo che minaccia qualcosa del tipo Trump. Non so, spero che il paese viva un periodo migliore da adesso in poi, questo credo che sia inevitabile. Certo che è difficile accettarlo sul piano internazionale, è chiaro che allo stesso tempo però preferisco che uno come Maduro non sia più alla guida del Venezuela. Ecco, non è che ho visto qualche sparuta manifestazione di piazza, forse bisognerebbe capire, anche sentendo i venezuelani, lo faremo a Ringa tra l'altro nelle prossime settimane, che cos'era la vita al tempo di Maduro in quei paesi dove non trovi neanche la benzina, il cibo sugli scaffali, mentre c'erano centinaia e centinaia di pietanze pagate chissà quanto, perché c'è documentazione alla sua tavola e a quella a lui vicini. Manca il paese che ha forse le risorse minerarie più ingenti, scusami, al mondo, e ha una popolazione che vive nella povertà assoluta, quindi sono tutta una serie di domande. Quello che però preoccupa un po' l'Occidente, che ha visto gli ultimi decenni qualcosa di simile o similare, soprattutto con campagne militari, è che quando abbiamo tentato di esportare la democrazia poi abbiamo visto come è andato a finire, perché insomma, le colpe le ha anche l'Occidente e non lo può negare. Bisogna essere, secondo me, non partigiani necessariamente, ripeto, preferisco che Maduro non sia alla guida di quel paese, però bisogna anche lucidamente dire come sono andate le cose anche in altri contesti, che sia l'Iraq, l'Afghanistan, negli ultimi tempi. Sì, in questo come in altri contesti internazionali, sto pensando soprattutto alle questioni Russia e Ucraina, sta benedetta Europa cosa riuscirà in quest'anno non so, a darsi, guarda, posso dirti, insomma, a farsi... ho capito cosa intendi dire. Secondo me è la sfida che noi tutti abbiamo davanti in questi anni, ma è molto sonnacchiosa, lenta, burocratica, gerontocratica, oltre che appesantita. E questa Europa o si sveglia e decide rapidamente in che posto stare nel mondo, e l'unico posto in cui può stare in questo mondo è l'Europa, cioè al centro del mondo, oppure verrà schiacciata inevitabilmente. Guardate che quello che ci stanno dicendo, un dibattito ridicolo anche sul riarmo, non è un riarmo per andare a combattere, significa iniziare a parlare anche di una vera Europa unita, che non è solo monetaria, ma dovrebbe esserlo realmente anche sul fronte, definiamolo burocratico, fiscale, perché no? Quindi sanitario, di una difesa comune, sanitario. Cioè nessuno di noi vuole rinunciare anche alle caratteristiche, cioè nel momento in cui non dobbiamo dire l'Italia non è più un paese metalmeccanico, definiamolo anche, industriale, perché spostiamo tutto in Baviera. Ecco, questa cosa qui sarebbe ovviamente inaccettabile, deve essere inaccettabile, ma nella programmazione di un paese unito, di un'Europa unita, noi dobbiamo rafforzarci, questo è il modo di rafforzarci. Oggi fanno tutti dell'Europa una campagna singola di trattativa, che in realtà è un indebolimento, perché se noi da soli parliamo con gli Stati Uniti, poi lo fa la Francia con la Cina, quell'altro, è un mondo che non sta più in piedi, ci vuole un'unica politica energetica. E questo è il sistema. Le centrali nucleari devono fornire, dove ci sono e continuano ad esserci, energia per l'intera Europa. Ci vuole veramente una rivoluzione. Quello cui oggi Trump ci costringe, con quello con cui ci costringe a fare i conti, è questo, tra l'altro.
Poi è vero che le basi degli Stati Uniti sono in Europa e soprattutto nel nostro paese, quindi questa trattativa va fatta anche conoscendo l'importanza di quello che noi abbiamo restituito anche agli Stati Uniti. Allora, planiamo su Trieste, forse anche troppo velocemente, ma insomma c'è questa, diciamo così, la polemica dell'Epifania, perché qualcuno potrebbe anche chiamarla la polemica della Befana e forse non sarebbe elegante. No, avevo capito. Ho capito. Vabbè, abbiamo capito. Fermiamoci qui che facciamo peggio. No, però stasera tra l'altro ho visto anche, me ne hanno anticipato Furian e Maxino, il mercoledì oggi, no? Quindi c'è la puntata di Macete Domace. Sì, lui fa una ovviamente Furian, l'abbiamo anticipato nel TG, no? Quindi, dicevi? No, qual è la domanda? Qual è la domanda? La domanda è effettivamente... Guarda, il sindaco sa che crea polemiche quando fa una cosa del genere, perché è su questo maestro nel poi prenderla anche in ridere, rigirarla dando una lettura politica. Allora voi non accettate la polemica, la battuta, e perché noi dovremmo accettare che qualcuno dica della Meloni cortigiana, no? Perché ovviamente, solo per citare recentemente, o Berlusconi, tutto quello che è stato detto di Berlusconi, lo capisco, oggi a tutto il mondo impone un'attenzione sacrosanta al ruolo della donna, a tutto quello che implica anche la protezione. Guarda che ci sono delle donne, delle femministe, che se sentono me dire il ruolo di protezione che noi uomini dobbiamo alle donne, si arrabbiano pure se dico questo. Quindi è tema scivolosissimo. Nessuno di noi avrebbe fatto un post del genere. Quanti di noi scherzano ogni giorno, ogni anno, quando è la Befana, in maniera tra l'altro consenziente con le donne, anche su questo aspetto. Guarda, immagino almeno un paio di post tuoi di una tua carissima amica e giornalista, no, non lo so, avrai detto qualcosa di peggio. Sì. Ecco, quindi lo si può fare in maniera scherzosa tra amici, farlo di un post, di una leader politica, un post firmato da un amministratore di una città tra le più importanti in Italia come Trieste, capisco e ammetto e so per primo, è una cosa che insomma, non avremmo fatto. Senti, secondo te quando incomincerà la campagna elettorale? È già cominciata. È già cominciata da diverso tempo, e certo c'è una cosuccia che mancano, cioè i due candidati, chi sarà il dopo di piazza, chi sarà il dopo... i nomi che sono in campo, che sia Francesco Russo ancora, che sia Mitja Giallo, cioè il dopo candidati che abbiamo già visto nel centrosinistra. C'è Stefano Patuanelli, leggevo in questi giorni, potrebbe ambire al ruolo di candidato presidente per il dopo Massimiliano Fedriga per il Campo Largo, ma ed è da tempo abbastanza noto che potrebbe realmente essere anche uno dei nomi di possibile candidato sindaco del centrosinistra a Trieste, Stefano Patuanelli. Insomma, i nomi ci sono e sono tanti. Innanzitutto bisogna vedere se questo campo largo c'è e resta unito, bisogna vedere se il centrodestra capisce che una vittoria non è per niente scontata a Trieste e si deve dare da fare per marciare unito e compatto su molti aspetti del dibattito cittadino e non solo. La campagna elettorale è nata perché le polemiche sono tante, quella di cui abbiamo parlato non sposta neanche un voto, per essere chiaro, no? Befana o non Befana, cosa sbagliata l'ho detto, non sposta neanche un voto nel dibattito politico, come non lo sposta quello che si crede quando si crea per forza una polemica su altre dichiarazioni del sindaco, che spesso abbiamo stigmatizzato, lo ripeto, quando sono sbagliate ovviamente, e ne abbiamo fatto spesso tema di dibattito. Proprio questa te la chiedo proprio flash, perché siamo in chiusura. Potrebbe essere... Guarda che dobbiamo ricordare che domani sera c'è allora alle 18 alla libreria Lovat, insieme al direttore presentiamo il suo libro Focus, quindi il talk show che il direttore conduce da 15 anni su Rete Veneta, e quindi sarà un'occasione divertente. Ci vediamo domani alle 18 alla Lovat. 15 anni, io invece conduco Trieste in diretta da 13, quindi mi batti. Anche io Ring, anche io, vuoi far cambio?
No, no. Sai, la sera. Io funziono fino a una certa ora, poi dopo. Anch'io Ring, penso abbiamo iniziato qua, anzi non qua ovviamente, nella serie precedente, nel gennaio 2013, e quindi sono 13 anni di fatto adesso. Ring torna la prossima settimana. Torna la prossima settimana, giovedì e venerdì. Allora, possiamo chiudere Cosa adesso. volevi chiedermi? No, per soltanto, capire secondo sarà indifferente. Se la sapevo. No, sarà indifferente o meno se si dovesse votare anche per le politiche insieme alle comunali? No, si voterà sicuramente per le politiche. Sicuramente. Il tema è capire se saranno anticipate, l'avevo detto alla conferenza stampa di fine anno, no? In collegamenti in diretta, attendendo Massimiliano Federica, sì, come perché sono nel 28, ma bisogna vedere se sarà chiamato a Roma per un ruolo importante, come molti pensano, no? Date le capacità di Massimiliano Federica, e quindi dovrà poi andare in anticipo anche la regione, sì, perché sarà in primavera del 27, sai, non le politiche, molto probabile non in ottobre. Esatto. Grazie a Ferdinando Barino, buona serata a tutti, arrivederci, a domani ore 7 con Sveglia Trieste. L'autopsia sul corpo del 70enne che ha accoltellato la compagna di 63 anni nel loro appartamento a Monfalcone per poi togliersi la vita. I vicini di casa, mai sentito urla o litigi. Sarà effettuata il prossimo 3 febbraio a Milano l'autopsia sul cadavere dell'ex postino Vito Mezzalira, sotterrato nel giardino di casa. Indagati la compagna, il figlio e il fratello di lei. Domani riapriranno le scuole nella provincia di Trieste, oggi rimaste chiuse per le gelate al suolo dopo la bufera di neve. Emergenza rientrata, ma ancora ghiaccio sui marciapiedi. E a Trieste, primi casi di migranti ricoverati in ospedale per ipotermia e per aver respirato i fumi della combustione cercando di riscaldarsi. La denuncia di ICS, glaciale indifferenza delle istituzioni. Il post del sindaco che ricrea la Befana con le sembianze di Elly Schlein finisce nella bufera, paglia non degno del ruolo istituzionale. Matteoni, sinistra in silenzio sugli attacchi a Meloni. Il direttore delle reti Media Nord-Est, Luigi Bacialli, sarà domani a Trieste alle 18 alla libreria Lovat per presentare il suo ultimo libro che parte da Focus per raccontare l'universo dei talk nel Nord-Est. Una vittoria ampia che vale molto più del semplice 1-0 nella serie. In Ungheria la pallacanestro Trieste manda un segnale chiaro in Champions League e si rimette in carreggiata. Buonasera dal telegiornale di Tele4. È stata dichiarata fuori pericolo la donna di 63 anni accoltellata dal marito che poi si è suicidato. Il fatto di sangue a Monfalcone ha destato vasta impressione nella comunità. Vediamo il servizio. È stato posto sotto sequestro dalla questura di Gorizia l'appartamento di Vicolo De Senubus qui a Monfalcone, dove Paolo Utili ha accoltellato la compagna 63enne per poi togliersi la vita. La donna, Maria Rosa Codermaz, colpita più volte dal compagno con un coltello, si è salvata. È ricoverata all'ospedale triestino di Cattinare ed è stata dichiarata fuori pericolo. Per il 70enne invece i soccorritori non hanno potuto fare nulla. È morto dissanguato dopo essersi inferto profonde ferite al collo con la stessa lama. La procura di Gorizia ha già disposto l'autopsia sul cadavere. Il giorno dopo la tragedia c'è ancora incredulità tra i vicini di casa che hanno poca voglia di parlare. Dalle poche testimonianze pare emergere una coppia discreta e solitaria, due ex insegnanti in pensione che nessuno aveva mai sentito litigare o urlare prima di ieri notte, quando si è consumata l'aggressione. Neanche non li conoscevo. Qua in questa casa c'è ognuno per sé. Una cosa strana perché non avevamo mai una casa molto tranquilla. Non ti senti baruffe, cose. Sono rimasta male da anzieri perché dico ma come, addirittura se colpa qua. Non conosceva le persone? No, non le conoscevo né di vista né niente, però sì, insomma non è che abitando qua dietro proprio non
Non è bello sentirlo e non ti senti neanche più tanto al sicuro, no? Di girare così. È stata la dirimpettaia a chiamare i soccorsi vedendo Maria Rosa Codermaz accasciata sulla porta sanguinante. Poco dopo Paolo Utili ha rivolto l'arma contro di sé ferendosi alla gola. Anche lui è stato portato d'urgenza a Cattinara ma è morto poco dopo in ospedale. Gli agenti della Polizia di Stato, del commissariato locale intervenuti sul posto attendono ora di poter sentire la versione della donna sopravvissuta per far luce sulla dinamica e i motivi alla base del gesto, una tragedia che ha colpito tutta la comunità. Sono letteralmente sconvolto per quello che è accaduto, anche perché a quanto pare queste erano persone tranquillissime, 2 ex insegnanti, non avevano mai dato in precedenza situazioni di criticità anche nel rapporto tra di loro, per cui è stato un fulmine a ciel sereno. Si farà a Milano il 3 febbraio l'autopsia sul corpo di Vito Mezzalira, l'ex postino ritrovato cadavere dopo essere scomparso dal 2019 nel giardino di casa. Lo ha deciso oggi il giudice in un'udienza a Gorizia. Vediamo. Caso dell'ex postino Vito Mezzalira, sarà effettuata il prossimo 3 febbraio all'Istituto di Medicina Legale di Milano l'autopsia sulle spoglie mortali del 66enne triestino scomparso nel 2019 dalla sua casa di Poggio Terza Armata di Sagrado, dove era andato a vivere dopo la pensione. Il cadavere è stato ritrovato lo scorso novembre in fondo a un pozzo sigillato nel giardino sul retro della casa. L'incarico per l'esame autoptico è stato conferito oggi nel corso dell'udienza al Tribunale di Gorizia, insieme alle altre operazioni peritali che avranno valore di incidente probatorio. Nell'inchiesta sono indagati l'ex compagna dell'uomo Mariuccia Orlando, il figlio della donna Andrea Piscianez e il fratellastro di lei Moreno Redivo. Devono rispondere di concorso in omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata per la riscossione della pensione dell'ex dipendente delle poste proseguita per anni dopo la scomparsa. Alberto Polacco, avvocato della Orlando, al termine dell'udienza odierna nel Tribunale di Gorizia ha ricordato che è stata proprio la difesa ad aver chiesto e ottenuto l'incidente probatorio per cristallizzare le prove e portarle poi in contraddittorio. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 22 maggio. Il giudice ha concesso 90 giorni di tempo agli esperti incaricati delle perizie. Emergenza rientrata dopo la bufera di neve abbattutasi ieri su tutta la provincia di Trieste. Le scuole, come da ordinanza sindacale, sono rimaste chiuse nel capoluogo regionale, a Muggia, a San Dorligo della Valle e a Monrupino, ma le strade sono tornate percorribili grazie al superlavoro dei mezzi spargisale. Ancora ghiacciati invece alcuni marciapiedi, ma vediamo il servizio, il resoconto nel servizio di Gianluca Paladini. Siamo a Cattinara, siamo all'ingresso del pronto soccorso, all'ospedale. L'effetto degli spargisale sono evidenti, l'effetto è evidente. Questa era la zona critica. Gelate al suolo, rientrata l'emergenza. Fra marciapiedi, parcheggi e piazzali anche oggi si è dovuto prestare attenzione, ma il superlavoro degli spargisale, andato avanti per tutta la notte nella provincia di Trieste, ha dato i suoi frutti per quanto riguarda la sicurezza sulle strade. Nessun incidente legato alle condizioni meteo, a parte qualche limitazione, il trasporto pubblico locale è tornato a regime in poche ore. La bufera di neve che ieri si è scatenata per tutto il giorno sul Carso, a Trieste e nei comuni limitrofi aveva reso impraticabili diverse vie. In alcune località dell'Altipiano nemmeno si camminava. Come detto, una delle zone critiche era il rione di Cattinara. È sulla strada che porta all'ospedale che i mezzi spargisale sono stati più impegnati. Mano a mano che andiamo avanti vedete l'effetto della salatura sul manto stradale così evidente, che ha permesso di tornare, ecco il sale, che ha permesso di tornare a percorrere le strade in sicurezza. Però come potete vedere sui marciapiedi c'è ancora presenza di neve, c'è ancora presenza di ghiaccio. Per la giornata di oggi era stata emanata l'ordinanza sindacale che ha determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, lo stesso anche a Monrupino, Muggia e San Dorligo della Valle. E qui c'è ancora ghiaccio per terra, come potete vedere siamo nel rione di Campanelle all'ingresso, ma la scuola è chiusa, dell'istituto Galvani. Si cammina, bisogna solo stare attenti perché ovviamente c'è presenza di ghiaccio. I carabinieri sono sul posto per un servizio d'ordine di prevenzione. Qui c'è la ciclabile.
è ancora ricoperta da neve e ghiaccio. Abbiamo fatto un salto ad altura, la scuola media e la scuola elementare chiusa per precauzione con l'ordinanza contingibile urgente a firma del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Ghiaccio sulle scale che portano alla cancellata principale. Ecco, qui sul marciapiede di via Alpi Giulia il ghiaccio c'è ancora, in alcune zone si scivola proprio, bisogna stare attenti, ci sono le impronte di chi è passato, in realtà noi vediamo pochissime persone in giro in questo momento, bisogna avere le calzature corrette che possono garantire un maggiore attrito sul marciapiede, perché ecco qui per esempio si scivola molto anche se ho le scarpe adatte, quindi prestare molta attenzione per quanto riguarda i pedoni che si avventurano nelle varie aree della città. Qui, essendo nella zona di altura, siamo abbastanza in alto e quindi la neve è ancora presente, il ghiaccio è ancora presente, sui marciapiedi bisogna ancora stare molto attenti. In questi giorni a Trieste emergenza freddo, le gelide temperature hanno già provocato i primi ricoveri in ospedale fra i migranti che dormono all'addiaccio nel Porto Vecchio. L'appello del presidente di ICS Gianfranco Schiavone: serve un cambio di passo da parte delle istituzioni. Sentiamo. Lasciare le persone in queste condizioni è come tentare di ammazzarle sostanzialmente, e in effetti abbiamo avuto diversi ricoveri in ospedale in questi giorni. A Trieste, allarme freddo, le gelide temperature hanno già provocato i primi casi di ipotermia e di intossicazione da fumo. Sì, perché i migranti provenienti dalla rotta balcanica che dormono all'addiaccio nei magazzini in Porto Vecchio accendono fuochi per mangiare e scaldarsi. È il caso di un 34enne di origine irachena ricoverato in ospedale per grave insufficienza respiratoria. Ecco quanto denunciato da Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Fra i magazzini vicini al varco monumentale di Largo Città di Santos c'è un continuo via vai di persone che entrano ed escono dagli stabili abbandonati per procurarsi cibo e vestiti per scaldarsi. È una situazione assolutamente drammatica, perché superiamo sicuramente le centinaia di persone, difficile dire il numero esatto, ma c'è stato un ulteriore rallentamento di tutte le attività amministrative durante il periodo natalizio, come se il problema sostanzialmente non ci fosse. C'è una glaciale indifferenza verso la vita di queste persone, la questura ha messo in atto delle tattiche totalmente illegali, illegittime di rallentamento dell'accesso alla procedura. Ne abbiamo parlato lungamente col questore, che poi sui giornali un po' ovviamente non ha ammesso, ma durante la riunione non ha potuto smentire in realtà i dati che abbiamo portato. Il periodo di attesa si concentra essenzialmente in questo: abbiamo 20, 30, 40, 50 giorni di attesa per diventare richiedenti asilo, e quindi durante i quali le persone sono completamente abbandonate in strada. Dunque l'appello del presidente di ICS, rivolto alla politica e alle istituzioni, per un cambio di atteggiamento al fine di scongiurare tragedie. Riconoscere che questa situazione esiste e che va gestita, e che la deterrenza, perché questa è una strategia di deterrenza, cioè non faccio trovare nulla così le persone non ci saranno, non verranno, è una strategia stupida dal punto di vista proprio intellettivo ed è immorale. Quindi semplicemente ognuno si tenga le opinioni che ha, ma bisogna intervenire a salvaguardia della vita umana. Ai nostri microfoni è intervenuto il sindaco Roberto Di Piazza sulla sua decisione di tenere le scuole chiuse quest'oggi. Sentiamolo. Trieste può archiviare l'ondata di maltempo di questi giorni tirando un sospiro di sollievo. Il sindaco Di Piazza stamani rivendica la decisione di chiudere le scuole oggi, una decisione che il primo cittadino ha preso anche sull'onda lunga di quanto accaduto a Crans-Montana. Se mi cade una bambina o un bambino e si fanno male, sai, sono quelle cose che allora ho preso la decisione, chiudiamo tutto per un giorno, va bene così, è andata bene, domani mattina si riapre. In questi casi, va detto anche questo, la decisione di tenere chiuse le scuole porta con sé per buona parte delle famiglie la necessità di rivedere all'improvviso turni, piani ed incarichi, ma Di Piazza ribadisce la validità della sua decisione. Immagina che qualcuno si faceva male, allora avevo la coscienza veramente non a posto, così ho la coscienza tranquilla. Per quel che riguarda invece la notizia del ricovero di un migrante causa il freddo, Di Piazza torna una volta di più su quella che è da tempo la propria posizione. 22 milioni, tanto per spiegare ai nostri concittadini, sono 42 miliardi e mezzo delle vecchie lire per i minori stranieri. Lo Stato ha speso 9 miliardi per i migranti.
Io dico che è il momento di prendere dei provvedimenti seri. Dico, quando c'erano dei momenti difficili in questo paese siamo stati capaci di fare delle leggi. È il momento di fare delle leggi serie, perché non possiamo continuamente avere questo problema. Ancora il sindaco sottolinea la necessità, da lui segnalata più volte, di intervenire in tal senso convertendo le caserme dismesse. 400 caserme ferme era molto facile, secondo me, è da 20 anni che lo dico, non da un anno, è da 20 anni che dico bastava prendere 3-4 caserme, metterli dentro, gli davi l'assistenza sanitaria, gli davi da mangiare e non avremmo avuto questi problemi. Rientrata dunque la nevicata, l'allerta dovuta alle nevicate di questi 2 giorni, ciò che oggi si può ammirare in Val Rosandra è uno spettacolo montano degno di una cartolina. Vediamo. Ora è paesaggio montano in Val Rosandra con una situazione però sotto controllo, il sentiero dell'amicizia è perfettamente percorribile, così come non è stata ancora avvolta dal ghiaccio la cascata come avvenne nel 2018, nel febbraio di quell'anno, ormai quasi 8 anni fa. I tratti più innevati che possono mettere un po' in difficoltà gli escursionisti che sono usciti oggi a fare un giro sono quelli ovviamente coperti dal vento di Bora nella parte, diciamo così, più nascosta del sentiero, mentre ovviamente nella zona aperta che dà poi sulla sella della Bora la neve è stata già spazzata via. In mezzo al sentiero, ecco una piccola sorpresa, una delle capre della Val Rosandra, i tipici abitanti di questa porzione della valle. Non si placa la polemica dopo il post del sindaco sulla sua pagina Facebook in cui la Befana ha i tratti di Elly Schlein. Nel prossimo servizio le opinioni di Maria Luisa Paglia, segretario provinciale del Partito Democratico, e di Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d'Italia. Vediamo. Il giorno dopo la pubblicazione sulla pagina Facebook del sindaco del post con gli auguri ad una Befana con l'effigie della segretaria nazionale del PD Elly Schlein, la polemica non accenna a diminuire. Da tutta Italia continua da sinistra la pioggia di prese di posizione che condannano l'uscita del sindaco. A livello locale la segretaria provinciale del Partito Democratico rincara la dose, ricordando un'altra recente sortita di Roberto Di Piazza. È stato lo stesso sindaco che ha considerato normale dire in consiglio comunale: non mi faccio comandare da una donna per rispondere a un dibattito sulla capinovia. La deputata meloniana Nicole Matteoni non condanna il post del sindaco e grosso modo usa le stesse parole di Di Piazza, ma non certo per minimizzare, quasi a voler rilanciare. Scopriamo oggi che la sinistra è ancora capace di indignarsi, però non lo fa quando appaiono minacce di morte contro la Premier, non lo fa quando i pro-pass sfasciano le città, non lo fanno quando insultano Meloni, non lo fa, come dicevo, quando vengono attaccate le donne di destra. Maria Luisa Paglia ne fa una questione di genere, ma in realtà il suo è un discorso prima di tutto politico, laddove l'esponente di Fratelli d'Italia sottolinea la coda che sta caratterizzando ora la vicenda. Si sta trasformando un ruolo istituzionale in un ruolo di potere, utilizzandolo in modo arrogante e su un palcoscenico per umiliare qualcuno. Che sulla pagina Facebook della segretaria regionale del PD vengono ospitati commenti contro Di Piazza veramente pesanti, che invece appunto di condannare la segretaria continua a commentare. La polemica non si chiude affatto. Paglia non rinuncia ad un affondo, Matteoni ad una replica a sua volta piccata. Il fatto di essere stati alla ribalta dei media a livello nazionale ci ha ridicolizzato, allora io penso che Trieste non merita questo. Sinceramente trovo questa polemica un po' sterile e stiamo ancora aspettando la richiesta di dimissione di Landini dal PD di Trieste per aver dato della cortigiana a Giorgia Meloni, quindi una sensibilità e a intermittenza che ovviamente rimandiamo al mittente. E anche il duo di Macete, per sorridere un po', Furian e Maxino, non si sono fatti scappare l'ultima polemica che riguarda il sindaco di Piazza. Sentiamo le scuse a Elly Schlein o forse a qualcun altro. Sentiamo.
Comunque il comunicato di scuse è qui pronto, guardi, ho già tutto pronto qui, tutto il comunicato di scuse. Cominciamo da là, che almeno siamo sicuri che su quello non sbagliamo. Ufficiale, in presa diretta possiamo andare perché le scuse sono importanti. Vado bravissimo. Direttamente. Diretta, okay? Presa diretta, via. Pronti? Via. 1, 2, 3, via. Carissimi, io mi rendo conto che certe volte delle cose succedono, ma so anche a un certo punto fare dei giusti comunicati. E questo è un comunicato ufficiale che voglio leggervi. Cari cittadini, è il vostro sindaco che vi parla. Un sindaco, certo, ma ricordiamo, pur sempre un uomo. E come uomo posso anche sbagliare, raramente, ma può succedere. Ieri con leggerezza ho pubblicato un'immagine offensiva e lesiva di una personalità che merita assoluto rispetto. Ho causato imbarazzo ai miei collaboratori, ai miei cittadini, a tutto il centrodestra. Ho capito il mio errore e voglio chiedere scusa. Scusa con la S maiuscola. Scusa dal profondo del mio cuore. È stato azzardato, sessista e inappropriato abbinare l'immagine di chi è un'autorità per molti ad una figura folcloristica e di fantasia. L'immagine della Befana con il viso di Elish Lane è stato un errore e chiedo scusa. Chiedo 3 volte scusa. Chiedo 100 volte scusa. Hai la Befana, perché povera, dai, così coccole associarla a quel cugno, per favore, dai. Mi pare un po' esagerato. Povera sta Befana che gli ho messo quella faccia là. Ma ti pare anche giusto, insomma, una cosa del genere? Certe volte anche i sindaci fanno gli errori. Ecco, questa è una cosa che bisogna dire. Sono contento di aver finalmente detto questa cosa qui, che mi tenevo un groppo dentro, veramente, era un peccato. Guardavo questa immagine e dicevo non può essere, non può essere. Allora è andato bene, volevate chiedo scusa, ho chiesto scusa come avevate detto. Questo è il senso, però... volevate chiedo scusa, mi sembra buono, insomma. Ufficio stampa, dai. Bravi, benissimo, insomma. Che uomo però, no? Che so chiedere anche queste cose. Io vengo lì e proprio senza chiedo scusa, perché sono un uomo. Capisci questa cosa qui? Questo è un messaggio che mi ha commosso veramente. Bene, sono contento. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Focus, storie, retroscena, segreti di un talk show di successo, è il titolo del libro del direttore delle reti Media Nord-Est Luigi Baccialli, che verrà presentato alla libreria Lovat di Trieste domani alle 18 con la presenza di Ferdinando Avarino e Silvano Piazza. Sentiamo le parole del direttore. Direttore, quasi 20 anni di Focus, è un libro che ne ripercorre la storia anche per valorizzare l'importanza dei talk show come confronto diretto. Questo è uno dei motivi per i quali ho deciso di raccontare un po' la storia dei dibattiti televisivi, ovviamente del Nord-Est e in particolare sulle nostre emittenti, cioè la possibilità di avere ospiti che si confrontano e spesso si scontrano, senza però possibilità di tagli, mediazioni, ritardi nella messa in onda, quel che succede per esempio sui social, dove ci sono confronti raccapriccianti a volte, non sono mai diretti perché c'è qualcuno, nella peggiore delle ipotesi, che insulta l'altro e l'altro risponde in maniera altrettanto magari triviale, ma 3 giorni dopo. Poi ci sono anche ovviamente comunicazioni molto più civili anche sui social, ma c'è sempre questo ritardo nei tempi. Invece la diretta non ti lascia scampo. Tanti aneddoti, tantissimi in questi anni, è la storia anche di un gruppo importante. È il frutto di un lavoro di squadra, quindi giornalisti, tecnici che non compaiono, servizi che mandiamo in onda, tecnici che si occupano anche non soltanto della parte tecnica vera e propria, ma che per esempio devono anche mandare in onda i messaggi e con un solo regista, io lo metto sempre in evidenza. Noi abbiamo un regista straordinario e sono tanti i nostri registi, ma lavorano una sola volta, c'è un solo regista la sera nei nostri talk che controlla 8 telecamere e poi c'è il conduttore che fa il suo mestiere. Non c'è bisogno di autori. La realtà del talk è quella proprio di un prodotto che è fatto sul momento. Il cardine dei nostri talk sono gli ospiti ai quali noi
chiediamo di dire la loro in maniera molto aperta e senza mordacchie, senza censure, senza bavagli. Cioè quel che avviene qui è quello che non sempre in televisione si vede. Tempo di bilanci per la polizia di Gorizia nell'anno di Go 2025, vediamo. Capitale europea della cultura con Nova Gorica, tappa transfrontaliere del Giro d'Italia, sede di eventi e grandi concerti, dai Massive Attack ai 32nd to Mars alla Casa Rossa. Il 2025 è stato un anno di particolare rilevanza per Gorizia e per l'intero territorio provinciale. Lo ha ripercorso il questore Luigi Di Ruscio, elencando i risultati di un anno di lavoro della polizia per garantire sicurezza, ordine pubblico e una serena fruizione delle iniziative da parte di cittadini e visitatori. Qualche dato: oltre 3.000 sono stati i servizi di ordine pubblico eseguiti, tanti per una provincia come Gorizia. I furti sono diminuiti però di circa il 5%, anche grazie al lavoro di prevenzione che ha permesso di evitare in provincia esperienze di ghettizzazione o di presenza dei cosiddetti maranza. Tra i provvedimenti emessi dal questore ci sono stati 40 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, 120 provvedimenti di divieto di ritorno, 16 DACUR per l'accesso ai locali pubblici e 6 DASPO in ambito sportivo, oltre a 4 sorveglianze speciali e 16 avvisi orali. Rafforzata anche l'attività di prevenzione e controllo del territorio con servizi straordinari e operazioni ad alto impatto contro criminalità giovanile, spaccio e guida in stato di ebbrezza. Rilevante infine è stato concluso la cooperazione transfrontaliera con la polizia slovena, simbolicamente celebrata anche con la cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato nell'area della Transalpina. È andata bene la raccolta di fondi che Alessio Colautti ha organizzato al Miele a favore delle persone colpite dal maltempo di novembre. Vediamo. Nonostante un clima che scoraggiava le uscite serali, il cuore buono dei triestini ha battuto ancora una volta a favore di chi si trova in difficoltà. Circa 3.000 euro sono stati raccolti lunedì grazie a Gran Varietà, Demoghe una man, l'appuntamento organizzato da Alessio Colautti al Teatro Miela per aiutare le popolazioni colpite dall'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sull'Isontino lo scorso novembre. L'incasso sarà consegnato alla Protezione Civile regionale. Sul palcoscenico si sono alternati alcuni artisti triestini che subito hanno accolto l'invito ed hanno dato vita ad uno spettacolo riuscitissimo. Il coro Scherzo Armonico ha proposto una serie di brani rinascimentali, Andrea Binetti ha regalato momenti di operetta, Marzia Postogna si è esibita nel sempreverde cabaret ed ha proposto una maldobria, assieme a Colautti, che fra l'altro ha eseguito un brano di Elvis Presley e Non ti scordar di me, i due beniamini della piccola lirica hanno eseguito Cincillà. Michela Vitali ha salutato con un monologo le donne triestine della musica, nella poesia e nell'arte. Ad una di esse, l'indimenticabile Liliana Bambošek, è stata dedicata una serie di letture proposte da Paolo Dal Fovo e Sabrina Censchi-Gojak dell'Armonia. Anche il nostro Marco Stabile è salito sul palcoscenico del Miela per raccontare attraverso un suo emozionante scritto le prime fasi dell'intervento. 4 volontari della Croce Verde goriziana, padre, madre e le 2 figlie gemelle diciottenni, hanno portato il proprio contributo allo spettacolo, curato da Marco Ballaben per la parte musicale, che si è concluso con un travolgente e scabroso Le donne studiar dalla Vedova Allegra. Gran Varietà, Demoghe una man, proposto da Note in Caffè, è stato realizzato con la collaborazione dell'Armonia, del Circolo del Dialetto Triestino e della Cooperativa Bonaventura. Siamo allo sport, una vittoria ampia costruita con pazienza e qualità che vale molto più del semplice 1-0 nella serie. In Ungheria la Pallacanestro Trieste manda un segnale chiaro in Champions League. Nel momento più delicato della stagione, con il campionato che aveva incrinato certezza e fiducia, la Pallacanestro Trieste ritrova solidità e ambizione sul palcoscenico europeo. A Miskolc in Ungheria i biancorossi passano con un netto 62-82 contro lo Szolnoki e si prendono gara 1 dei play-in di Basketball Champions League, rimettendo al centro l'obiettivo dichiarato di inizio stagione, andare avanti nella competizione. L'avvio è equilibrato e spezzettato.
Trieste non brilla, ma resta dentro la partita affidandosi alla presenza di Jutov e alla capacità di Ramsey di trovare canestri pesanti nei momenti chiave del primo quarto. Lo Szolnoki prova a sfruttare il fattore campo, ma senza mai costruire un vantaggio davvero rassicurante. Nel secondo periodo emergono la lucidità di Brown e il contributo di Candussi, che permettono ai giuliani di ricucire lo strappo e andare all'intervallo con il minimo vantaggio. La partita cambia volto dopo la pausa lunga. Trieste alza l'intensità difensiva, muove meglio il pallone e trova soluzioni più fluide in attacco. Le triple di Brown e Ramsey accendono l'allungo, mentre Toscano Henderson e Candussi firmano un parziale che sposta l'inerzia in modo deciso. Nel finale di terzo quarto è Moretti a lasciare il segno, colpendo dall'arco e spingendo i biancorossi sul più 13. Nell'ultimo periodo Trieste gestisce con maturità. Jutov protegge l'area, Brooks garantisce presenza vicino a canestro e ancora Ramsey e Moretti chiudono ogni tentativo di rimonta ungherese, facendo lievitare il margine fino a più 20 finale. Una vittoria ampia e convincente arrivata in un passaggio cruciale della stagione. Dopo i recenti KO in campionato, il successo europeo restituisce fiducia e rilancia le ambizioni del club, che ora al Palla Rubini avrà l'occasione di completare l'opera e centrare il passaggio del turno in Champions League. Doppio movimento di mercato per la pallanuoto Trieste. La società di Serie A1 maschile ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante croato Niko Kubranic, classe 2003, con un contratto fino al termine della stagione. Contestualmente la squadra ha risolto il contratto con il centroboa ungherese Bence Szabo, scelta tecnica dettata dagli infortuni di Ray Petronio e Andrea Razzi e dalla necessità di rinforzare le rotazioni esterne. L'allenatore Maurizio Mirarchi sottolinea il talento e la versatilità del nuovo acquisto, pronto a dare il suo contributo nella seconda parte della stagione. Siamo in conclusione. I vostri presepi alberi di Natale li potete vedere ancora per un po' alla fine dei nostri telegiornali. Mandateci video di almeno 30 secondi in orizzontale all'indirizzo commerciale.fvg@medianordest.it, oppure potete chiamare lo 040 300 500. E vi lascio proprio al presepe del giorno. Vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste ci saranno Paolo Polidori e Sergio Persoglia, ma non andate via, perché dopo questo telegiornale ci sarà il dialogo tra Umberto Bosazzi e il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Da parte mia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Come one, come all, to our special Christmas service. And what better place than our beautiful Grace Fellowship Church? Here, our lovely choir will surely fill you with the Christmas spirit